Ma diciamo che i temi che affrontiamo oggi sono molto attuali, le problematiche che le nostre aziende stanno vivendo in termini di aumenti delle materie prime, in particolare dell'energia e tutti quei costi che oggi vanno ad appesantire i bilanci delle nostre aziende. Perciò affronteremo quello che sarà il percorso del PNRR e quegli interventi che andranno a sostegno appunto del mondo agricolo e in particolare anche col finanziamento che è una legge di pochi giorni che prevede 1,5 miliardi per l'agrivoltaico, dove tutte le aziende agricole potranno sfruttare chiaramente i tetti dei capannoni, delle stalle, delle case per poter attingere a questa energia pulita che in questa fase è assolutamente necessaria per sopperire a quello che è, diciamo, l'energia che dobbiamo attingere con costi quasi raddoppiati, direi. Perciò questo finanziamento è assolutamente un toccasana per le aziende che noi sosterremo anche come consorzio agrario per un percorso appunto anche di pratiche e va anche comunque a segnare quella che è un po' la politica sia del consorzio agrario che anche della Coldiretti, che abbiamo detto da sempre che il fotovoltaico va nei tetti e non a terra per non andare, diciamo, a portare via terreno utile a produrre, soprattutto in questa fase specifica dove le materie prime mancano e siamo comunque dipendenti dai paesi esteri. Sicuramente dobbiamo fare diciamo, tutti assieme uno sforzo anche come associazioni per sostenere, per aiutare e per andare a fare tutto quello che è necessario per sostenere, per cercare anche quali siano quelle fonti di sostentamento che stanno arrivando e che sono vitali per sostenere comparti come il lattiero-caseario che è in grossissima difficoltà, stanno producendo sotto costo e si rischia di perdere comunque una storia di produttori, di famiglie che da anni fanno quel mestiere, vogliono continuare a fare quel mestiere, ma oggi si stanno domandando quanto potranno ancora durare. Questo è il grande rischio e problema che stanno vivendo tante aziende produttrici di latte sul territorio trevigiano e non solo chiaramente. Perciò questo è il nostro compito, lo stiamo facendo con tutta l'attenzione e la serietà possibile e chiaramente gli strumenti che stanno arrivando sono, ripeto, fondamentali per sopperire ai problemi che abbiamo. Sì, diciamo che dopo 2 anni di pandemia che ha messo in difficoltà un po' tutta l'economia veneta e italiana, oggi stiamo vivendo un momento particolare legato anche alla crisi della guerra in Ucraina che mette in ginocchio in particolare il settore agricolo, quindi il caro prezzi, l'aumento dell'energia, la difficoltà di trovare mangimi, di trovare materie prime, sta ovviamente creando innumerevoli problemi a tutto il settore. Oggi come oggi è indispensabile a livello governativo e anche a livello locale trovare le risorse necessarie, quindi la liquidità per tenere in piedi le aziende, in particolare nel settore zootecnico e anche nell'ortofrutta. Quindi l'impegno della Regione Veneto è di utilizzare i prossimi PSR, cioè quindi i piani di sviluppo rurale della programmazione agricola prossima, proprio con questa ottica, quindi una sospensione, se vogliamo, di quella che è la PAC ordinaria per intervenire invece in un sistema emergenziale. Siamo in emergenza e quindi servono politiche di emergenza.